Marcello Giavarini, oggi a Naro si apre un nuovo punto vendita di EcoGreen, un'offerta che continua anche in diversi paesi della nostra provincia e anche a Gela prossimamente. Sì, continua, diciamo, il radicamento sul territorio siciliano. Oggi siamo a Naro, questa meravigliosa cittadina che mi ha colpito per il suo stile barocco. Devo ammettere, è vero che tanti anni che sono vivo all'estero, non ero mai stato a Naro. Ho trovato un'accoglienza calorosa e quindi sono convinto che faremo un buon lavoro a Naro. Gela era un tassello che era in previsione da parecchi mesi. Abbiamo trovato una location adatta e la cosa che mi riempie di gioia è perché lo gestirà la ragazza dedicata, giovanissima, Giorgia, 19 anni, che sta gestendo l'Icata e in più ha questo spirito imprenditoriale che adesso continuerà a gestire Gela. C'è anche Campobello Delicata. Certo, anche Campobello di Licata sarà giovedì, è un'altra città, un bel tassello di cui andiamo orgogliosi. Quindi un'azienda che si espande anche perché ci sono delle offerte particolari anche in questo periodo. Allora, le offerte non le faremo sempre particolari, ma già posso dire che Agrigento e la Sicilia, ma Agrigento in particolar modo, Agrigento provincia, hanno delle tariffe convenzionate perché le curo io direttamente, super scontate. E poi l'assistenza sul territorio che diamo ai clienti. Un'azienda come la vostra che ha anche un occhio di riguardo per il sociale, per le attività ludiche, per le attività sportive, con diversi sostegni e sponsorizzazioni che fate, che permettono a queste aziende di continuare la propria attività. Io lo chiamo il benessere sociale questo, ormai già me lo sono imposto da parecchio tempo, da quando ero presidente dell'Agragas, cioè di rimettere ogni anno una parte dei ricavati, di lasciarlo sul territorio, sul sociale. Senti, parliamo anche di questo premio che domenica ha ricevuto Sipario d'Oro, che per motivi professionali e impegni di lavoro non ha potuto rientrare. Comunque è stato un riconoscimento importante per tutta la sua azienda. È stato un riconoscimento che mi ha riempito di orgoglio, vuol dire che il mio lavoro viene apprezzato e appunto mi dispiace non essere stato presente perché ero fuori, però parlerò con gli organizzatori e li ringrazio per il riconoscimento, sono quelle cose che ti riempiono il cuore di gioia. A breve altri programmi, Marcello? Programmi al momento continuiamo con la crescita in Italia di EcoGreen, poi per quanto riguarda la parte turistica in Sardegna col resort stiamo andando molto molto bene e quindi spero di ritagliarmi un po' di tempo per riposare. Un'azienda EcoGreen che cresce con diversi nuovi punti vendita. Oggi siamo a Naro, Campobello di Licata e Gela, una grossa città commerciale. Assolutamente sì, dopo il poker dello scorso mese continua l'espansione territoriale di EcoGreen con l'apertura di 3 nuovi ecopoint. Volevamo riposarci e andare in ferie andando a posizionare altre bandierine. Questa espansione chiaramente continuerà subito dopo l'estate dove già in programma ci sono nuove aperture. E c'è rispondenza da parte del territorio per il lungo e duro lavoro che si è fatto in questi anni, un lavoro fatto di abnegazione, un lavoro fatto di competenze territoriali e oggi lo posso dire, diciamo con estrema sicurezza, anche di competitività dei prezzi. Ci affermiamo, devo dire, tra i competitor più economici, con un'attenzione particolare a quello che è il territorio, perché sappiamo benissimo che EcoGreen, a parte essere una società di vendita che si occupa appunto di energia elettrica, gas e fotovoltaico, mira sempre a premiare quelle che sono le eccellenze territoriali. È vicina al sociale, è vicina alla cultura ed è vicina allo sport. Quindi per noi oggi essere a Naro rappresenta certamente motivo di orgoglio.